Buonasera, ben chiatats con Gnovis. Sono stati copati per $50.000 l'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e il carabiniere di scorte Vittorio Iacovacci, in servizio al 13° Reggimento Carabinieri di Gurizze, assassinati al fast giuste un anno dal Parco Naturale dal Virunga. I due, che viaggiavano in un convoy dal Programma Alimentare Mondiale, a fuori incopati dopo un tentativo di estorsione e di rapimento. In tali passati si sono sierati le indagini dalla Procura di Roma e vueta l'anniversario della morte. I due sono stati riguardati dal presidente della regione Massimiliano Fedriga. Alla risponduta alle domande dal procuratore di Bologna Giovanni Belmonte, il dirigente della questura di Udine all'arresto domiciliare di Marta Spassat per l'ipotesi di reato di prostituzione minorile. Belmonte, dal 2018, alvarez fissato un incontro di natura sessuale con une fantate minor di età dalla capitale emiliana. Il suo avvocato, Stefano Coman, ha avuto lis chiartis dall'indagine e ha da ormai presentato domande di tornare a esaminare la pratica. Une bande specializzate in robaris, quintri butteghis dalla chiadene H&M e state arrestate dalla polizia di Pordenone. Al mancul 36 li robaris fattis dalla bande, componute di 5 persone, 3 oms e 2 feminis, duc albanesi. A essi rubati sono stati centri commerciali dal nord-est, ma anche dall'Italia centrale e meridionale. Le feminis si occupavano di chiavai vestiti dai picchiadors e di plattaiu fra miec li scansis, intanto che gli oms, con un carrello speciale, recuperavano e allavano fuori dalla bottega senza fa suonare i allarmi dal dispositivo squintri dai laris. I vestiti venivano dopo portati in Albania, dove venivano tornati a vendi. In seguimento fur dall'ordinaria Pordenone, la polizia locale, viodint une macchine ferme in miece alla strada, gliela de dogne tal timor che qualchidun al stes mal. Par quintri, dentri, aierin une femmine che guidave, con in bande la fie e da altri 2 personis. Que avioduti vigli, la femmine è accelerata colp, cirin di semenaiu, ma la polizia gli arrivade ad ore di bloccare in Placiute Costantini, dulaca la femmine le anchiatade che aveva un livello di alcol 2 svolti semieze più alt dal massimo permettuto. E gli state chiavate la patente e cumò e gli indagate per guide in condizioni di ebrietà e multate per ciò che non si è fermate all'al dalla polizia locale. E cor l'inflazione in tutte Italie, massime a Trieste, la capitale regionale e la città italiana che dopo Bolzano e al Par di Trento ha registrato la più grande crescita dai presidi, più 5,9% rispetto a Zenar dal 2021. L'increscimento più forte è stato registrato per chiese, aghe e energie elettriche, gas e altri combustibili e per prodotti alimentari e robis di bevi alcolichis. Vie libere de bande dal Consiglio regionale pal dissegno di legge FVG Plus. Il provvedimento alla che di creare una nuova società che si occupi di facilitare l'accesso al credito e di creare nuove agevolazioni. A presentanus e sono i stessi consiglieri regionali che l'hanno votate. FVG Plus è una società che è partecipata della regione, totalmente della regione, che la gestì insieme con il mondo bancario regionale, con che sono i confidi, con che è Friulia e con le strutture regionali, e la a gestire dopo il credito agevolato, quindi dando un aiuto, una mano e imprese della nostra regione ad accedere al credito agevolato e a poter svilupparsi e a poter continuare sul mercato globale e dare la loro presenza sul mercato globale.
È una norma che sicuramente aggira le pagine, si era della pagina di medio credito, si verce un'altra. Il problema è che ben scritta queste pagine. E il rischio che noi abbiamo panduto in aula è che diventi una nuova legge che si chiama FVG plus confusione, perché noi abbiamo declarato su che sono gli obiettivi e imprese che si mettono dentro in queste nuove norme. Il tema è che quando si mette 3 milioni di euro in una legge come che chi si provvio di assumere personale, si dice che può dare sfa queste nuove strutture, dall'ingegneria finanziaria fino al sostegno alle piccole imprese fino alla gestione di crisi aziendale. Ecco, non sparo veramente che sia un po' masse e il rischio di non là verso una semplificazione ma verso una complicazione dal quadro normativo. Si torna a Vierzi il dibattito sulle autonomie regionali dopo gli speraulis dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, da il Presidente Alveni Luca Zaia, l'ha riconosciuto il valore dalle amministrazioni territoriali e l'ha fatto là l'ultimo tabù, vale a dire pensare alle autonomie come al di sovversivo. Sull'argomento è intervenuto anche il Presidente della nostra regione Massimiliano Fedriga. La pandemia ha mostrato che è utile che qualche competenze e resta sul territorio alla ditta Fedriga, in maniera che sia di più efficiente. La scuola Mazzini di Udin avrà in curto una nuove palestre. Il comune di Udin ha avuto un finanziamento a queste per la riqualificazione della struttura, che sarà alimentata anche con energie verde. Sintin il vice sindic Loris Michelini. Sistemazione delle palestre delle scuole Mazzini via Bariglari, novità? Sì, novità importanti. Bisogna che levino fuori un decreto praticamente dal Ministero che non sfinanzierà con un progetto quasi nuovo, un ampliamento delle palestre Mazzini in via Bariglari, con un raddoppio del fotovoltaico in pratica, 2 voltis e anche due pompe di calore che la resina ad alimentare anche tutte le scuole, le palestre e anche che aule che occorrono tra le palestre e le scuole stesse, tutto in maniera autonoma, perché nel progetto viene inserito anche un aumento dall'isolamento laterale. Aveva veramente una roba eccezionale, proprio in via Bariglari, quindi questo intervento è di 2 milioni. Il comune di Udin ha ideato un premio per i giovani udinesi che si sono mettuti in mostra in tali studi, in tal volontariato e in tal sport. Non sa presente il sindic Pietro Fontanini. Abbiamo voluto premiare con questi concorsi i giovani che sono bravi a scuole, a sport e anche al volontariato. Allora un mutuo per stadoni e giovani e anche dai un riconoscimento per le loro capacità, le scuole in particolare, ma anche le attività sportive, perché in giovani che fanno sport e tra l'altro arrivano anche a avere risultati su lavoro BA. E dopo il volontariato, che è una roba importante, perché i giovani che lavorano con i donatori di sangue, con i handicappati, insomma, e sono tante realtà che vengono anche qui in città. E allora questi premi ha un valore globale di 6.000 euro che vengono individuati in pratica in 9 premi, il primo, il secondo e il terzo per ogni sezione. Io ho una sezione di scuole, una da sport e una da volontariato. E sarà una commissione formata da esperti in questi settori che diranno qui che il merito di chiappare il premio. E il primo chiappa 800 euro come premio. Alle dut anche Parusgnozzi, vi odin domandi serie, all'isnuv, malcul ving, mandi e buone serate.